Saranno celebrazioni aperte anche a tutte le iniziative che avanzeranno soggetti pubblici e privati che a vario titolo intrattengono un legame storico con Venezia, quelle che coinvolgeranno la città in occasione dei 700 anni dalla morte di Marco Polo. 7 secoli fa, il grande viaggiatore, mercante e scrittore scompariva proprio oggi, il 9 gennaio del 1324. Venezia lo ricorderà con un anno di eventi diffusi, legati da quella che, ha detto il sindaco Luigi Brugnaro, è una delle eredità lasciate da Marco Polo. L'idea dell'inclusione. A Venezia, in questo tavolo che voi avete, forse avete qualche immagine che poi farete vedere, cioè non ce n'era uno che è nato in centro storico a Venezia, uno era di Bari, uno io di Spinea, un'altra era di Torino, una di Vicenza, un altro non si capisce, non sto scherzando, un altro di Spinea. Cioè, questa è la gente, la città era così, è sempre stata così. I foresti, i contadini, chiamateli come volete, cioè la gente che veniva con lo spirito, con l'amore per questa città, ma che è un amore ideale. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, presiede il Comitato Nazionale per le celebrazioni del 7° centenario della morte di Marco Polo, assieme alla rettrice di Ca' Foscari Tiziana Lipiello, in qualità del presidente del Comitato Scientifico. A Ca' Farsetti erano presenti tra gli altri la presidente dei Musei Civici Maria Cristina Gribaudo, Laura Fincato, già sottosegretaria al Ministero degli Esteri ed assessore al Comune di Venezia, e l'attuale assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari. La storia di Marco Polo, 700 anni dalla morte, 770 dalla nascita, racconta come i veneziani di una volta, quelli che noi vorremmo in qualche modo, da cui vorremmo imparare, erano persone generose e coraggiose, che andavano in giro per il mondo per commerciare, per curiosare, per capire e poi per riportare in città, per cui quando parliamo della fuga dei cervelli è importante che poi tornino a casa a raccontarci le esperienze. Marco Polo insegna questo.